Ad Agrigento dal lunedì 16 settembre non sarà più consentito depositare gli indumenti usati nei contenitori stradali distribuiti nelle diverse aree della città, in quanto verranno rimossi. I cittadini potranno conferire presso l'isola ecologica mobile, oltre agli indumenti, anche prodotti tessili, scarpe, cinture e borse. Si ricorda che l'isola ecologica mobile sarà operativa da lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 11 o fino al raggiungimento della sua capacità massima, quanto affermato nella nota stampa dal primo cittadino Miccichè. Di seguito il calendario settimanale del servizio dell'isola ecologica mobile. Il lunedì in piazza Ugo La Malfa, il martedì è quartiere Fontanelle via Alessio di Giovanna, il mercoledì in piazza Don Pino Puglisi a Monserrato, il giovedì in piazza Ugo La Malfa, il venerdì in piazza Pio quartiere Villaggio Peruzzo, il sabato al Villaggio Mosè in piazza del Vespro. In proposito, afferma il sindaco Miccichè e l'assessore con delega alla nettezza urbana Trupia, hanno dichiarato la rimozione dei contenitori stradali per gli indumenti usati ci permetterà di mantenere Agrigento più pulita e ordinata, combattendo l'incessante fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. La possibilità di conferire presso l'isola ecologica rappresenta un tassello importante per garantire una gestione più efficace dei rifiuti nella nostra città. È importante che ognuno faccia la propria parte e che il conferimento avvenga nel modo corretto, con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente e tutelare il decoro urbano.